Allora, saremo brevissimi perché i tempi di questa presentazione assomigliano molto ai tempi del convegno e questo però la dice lunga su, come dire, la passione che questo tema solleva. Innanzitutto ovviamente ringraziamo, credo questo a nome di tutti, voi che siete venuti e i relatori che si sono presi, come dire, l'onere di leggere questo mostro e che hanno così, come dire, nei loro commenti sentivo, e questo veramente è stato un piacere enorme, riletti, rintrecciati tantissimi temi che noi abbiamo discusso, perché la cosa bella è che, come dire, questo lavoro è nato da una fiducia che ci è stata accordata alla fine di anni di un progetto PRIN che, vorrei ricordarlo, è in realtà partito dalla professoressa Dalaia Emiliani, che il primo anno l'aveva avviato, poi è passato a Orietta Lo Spinelli e poi a Michela Di Nemacco, e quindi si doveva concludere in qualche modo e prenderci in mano questo convegno è stato per noi all'inizio, come dire, una grandissima sfida, anche un grandissimo onore, lo devo dire. Vederle qua poi tutte e tre vicine fa un certo effetto, quindi capite se è un po' di emozione. E in più abbiamo, e in questo proprio devo dire che Giovanna come dire, ha notato una cosa che noi abbiamo sentito molto forte, cioè era il 2012 forse quando è partita questa cosa, adesso è il 2013, abbiamo pensato a che punto siamo rispetto a quando questo progetto è partito, rispetto a come noi abbiamo studiato con le nostre maestre. E ci è sembrato di dire che bisogna ribadire delle cose che forse qualche anno fa non sarebbe stato necessario dire, no? Cioè, su questo sono molto d'accordo. Quando noi abbiamo finito il dottorato, insomma, c'è stato un momento in cui quando abbiamo iniziato l'università forse questi temi non c'erano tanto. Poi c'è stato un momento invece in cui erano molto presenti e in questo senso le lezioni di diagnostica artistica che noi facevamo alla scuola di specializzazione erano lezioni storiche, cioè quel corso meraviglioso iniziava spiegandoci che la diagnostica artistica non è una scienza nuova, ma è esistito il laboratorio pinacologico, no? Eccetera, eccetera. Quindi tutto quel fervore che gli storici dell'arte, senza steccati, senza discipline, senza maledetti settori disciplinari, hanno portato avanti, visto diciamo a distanza, ormai appunto quando ci è arrivata in mano questa cosa, ci sembrava quasi retrocedere, no? Ci è sembrato quasi necessario ribadire alcune cose. Abbiamo lanciato questo call e abbiamo avuto tantissime risposte, molte più di quelle che sono contenute qui dentro, il che ci ha ovviamente, come dire, confermato il fatto che si tratta di un problema da continuare a studiare, che non è solo italiano, tutte le cose che sono state dette. Tra l'altro in questo senso voglio dire una cosa, il merito del fatto che il volume è uscito e che è uscito così rapidamente non è nostro, ma degli autori, che sono stati tutti ligissimi e che veramente, come dire, probabilmente anche perché aderivano con entusiasmo noi abbiamo sentito molta partecipazione anche da parte degli autori al tema che noi volevamo lanciare. E quindi, cioè che abbiamo raccolto in realtà, e quindi come dire, a loro va il merito di aver rispettato le scadenze e averci permesso in fondo di far uscire il volume circa un anno e mezzo dopo il convegno, considerata la sua mole, quindi anche di questo li ringraziamo. L'ultimissima cosa che voglio dire è che appunto questa nostra idea di considerare la cultura del restauro come un modo di leggere la storia dell'arte, che è poi in fondo anche riassunto nell'immagine che abbiamo scelto e che anche su questa, quanto abbiamo discusso su quale immagine, come, non piaceva all'editore, non ho visto se c'è ancora Graziano Campisano che con pazienza ha, come dire, assolto a tutte le nostre assurde richieste, compreso scegliere un'immagine così sgranata per una copertina di un convegno, però per noi aveva senso quell'immagine, quindi anche su questo siamo state molto rompiscatole. Però ecco, la cosa che volevo così, che a me ha più colpito di questa presentazione è stato il fatto che è tornato spesso la parola politico e militante, no? Anche fra gli amici che sono arrivati qualcuno ha detto avete fatto una cosa molto politica. Non lo so, sarà un po' retro, però dal mio punto di vista questo è ancora un bellissimo complimento che insomma oggi mi raccolgo e mi tengo con me perché forse perché la politica, quella più alta, un po' mi manca e cioè non riesco a acchiapparla, e quindi l'idea di fare
del nostro modo di fare di storia dell'arte qualcosa di politico e militante mi fa particolarmente piacere e vi ringrazio. E in questo senso, come dire, giusto l'ultima notizia, anche per raccogliere alcuni stimoli che sono venuti, io sono convinta che ci sia bisogno di spiegare all'esterno anche del nostro mestiere quanto le trasformazioni dell'opera d'arte nel tempo, in tutte le sue possibili forme, siano importanti per capirla oggi, no? Quanto appunto, come dicevi, l'opera d'arte non ci è arrivata così come la vediamo, no? Che invece è un sentire comune, e in questo senso, come dire, il piccolo PRIN che noi siamo riuscite a ottenere ha proprio questo obiettivo, cioè l'obiettivo di raccontare anche nei musei, sfatare l'idea che entrando in un museo quello che noi vediamo è quello che è uscito dalla mano dell'artista, no? Che invece è secondo noi la percezione che forse il grande pubblico ha davanti a un'opera d'arte. Quindi cercare di passare tutto questo sapere che ormai fra gli storici dell'arte speriamo sia acquisito anche al pubblico dei non specialisti, che ci sembra un altro aspetto, forse un po' militante ma molto importante. Grazie comunque a tutti.